Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie: oggi è la giornata dell'emergenza incendi in Sicilia, 50 i roghi stamane in tutta l'isola, Palermo accerchiata dalle fiamme, è morta un'anziana, 187 soccorsi per il fumo, evacuate 1500 persone, lambito dalle fiamme anche l'ospedale Cervello, riaperto solo in parte l'aeroporto Falcone Borsellino, chiusa l'autostrada Palermo-Messina nel tratto tra Tusa e Sant'Agata di Militello. Fiamme anche nel Trapanese, sulle Madonie, nel Messinese e a San Pietro Clarenza e a Cicatena vicino a Catania. Il presidente Schifani: la situazione è difficilissima per la Coldiretti, è una catastrofe senza precedenti. Naturalmente nel corso del TG faremo il punto sugli incendi con i nostri inviati sul posto. Cominciamo da Palermo, in diretta Marco Gullà. A te Marco. Buongiorno Michele, siamo praticamente a Villa Ciambra, alle porte di Palermo. Qui dietro, insomma, pochi minuti fa è stato spento, o meglio stanno continuando gli operai della forestale assieme ai vigili del fuoco a cercare di domare un incendio che a mezzogiorno ha preso delle dimensioni assolutamente drammatiche. C'erano delle abitazioni, c'erano delle famiglie in fuga che, spaventate ovviamente da queste fiamme, hanno appunto abbandonato la propria abitazione in lacrime. Noi abbiamo anche realizzato delle immagini che poi vedremo, con persone che ovviamente in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco, che sono impegnati, lo sappiamo, su tantissimi fronti, cercavano ovviamente di allontanare le fiamme con mezzi propri. Proprio qui, in questa montagna che sovrasta Villa Ciambra, davvero ci sono stati dei momenti di grande tensione. Anche stanotte pensate che un apicoltore è riuscito a mettersi in fuga, assieme ovviamente anche alle sue api, alle 3 di notte, perché le fiamme stavano circondando il suo esercizio commerciale. E quindi, diciamo, una situazione abbastanza particolare, delicata, non soltanto qui a Villa Ciambra dove mi trovo, ma su tutto il comprensorio, anche alle porte di Palermo, Altofonte. Abbiamo sentito il sindaco poc'anzi che ci ha detto la situazione è drammatica, Monreale, San Martino delle Scale, ma poi anche in altre province. E adesso, insomma, la cronaca ce la fa direttamente Manlio Viola con questo servizio, lo sentiamo. Notte di paura da Mondello a Borgonuovo. Ben 7 incendi hanno cinto d'assedio il capoluogo siciliano, causando distruzione e tantissimi disagi. 2 gli incendi peggiori. È stato circoscritto a metà mattina l'incendio che ha devastato la riserva di Capogallo. Le fiamme hanno raggiunto le case di Mondello, di Pizzosella, di Montegallo, di Sferracavallo, causando l'evacuazione di 120 famiglie. Danni ai giardini di molte villette e alle recinzioni di vari terreni, ma per lo più le costruzioni sono state preservate. Panico anche a Borgonuovo per le fiamme che hanno colpito anche la discarica di Bellolampo, che ancora brucia. Il fuoco è sceso fino a ridosso delle case del quartiere palermitano. Quell'incendio ha invaso la città di Fuligine e indotto la protezione civile a invitare i palermitani a uscire di casa il meno possibile. C'è il rischio che nell'aria sia dispersa diossina liberata dai rifiuti in fiamme. Terzo fronte di fuoco fra Monreale e San Martino delle Scale, dove un'anziana è morta per un malore. I soccorsi non sono riusciti a raggiungerla a causa dell'incendio. A Isola delle Femmine a fuoco la concessionaria BMW, con enorme rischio esplosione, visto che nei magazzini si trovavano auto a gas e auto elettriche. Le fiamme hanno costretto a chiudere per 2 volte l'autostrada Palermo-Mazzara del Vallo. Anche questo incendio adesso è sotto controllo. Le fiamme nella notte hanno minacciato anche l'aeroporto, che è rimasto chiuso fino alle 11, poi ha ripreso progressivamente l'operatività dei voli in partenza e in seguito anche in arrivo. Fiamme anche nel Trapanese, dove è stato sgombrato un villaggio turistico a San Vitolo Capo. Altro incendio ha danneggiato il parco archeologico di Segesta. Fuoco a Recalbuto nell'Ennese, situazione difficile per tutta la giornata di oggi, visto che il caldo non diminuirà. In arrivo squadre di rinforzo dei vigili del fuoco dalle altre regioni italiane. E brucia anche la provincia di Messina, diverse famiglie sono state costrette a lasciare le abitazioni. Sentiamo Francesco Triolo.
Casa dal fuoco, sono numerosi gli incendi nelle colline della città con diversi fronti ancora aperti sui quali stanno intervenendo i vigili del fuoco. Fiamme nelle campagne di Toni, in contrada Catanese, nella zona di sottomontagna del comune di Villafranca, tutta la zona nord della città. Nella notte la situazione più difficile è stata vissuta a Curcuraci, dove il fuoco è arrivato fino alle abitazioni divorandone una, evacuate decine di persone, paura per la struttura di accoglienza Oasi della Madonna del Sorriso. Le fiamme sono arrivate a 200 metri dalla struttura e un gruppo di scout di 32 bambini dagli 8 agli 11 anni che si trovava lì per un campo estivo è stato evacuato. Questo è il fronte più complicato della mattinata. Siamo a Faro Superiore e dopo aver distrutto il maneggio che si trova poco più avanti, le fiamme stanno avvolgendo quella casa e altre sono in pericolo, tant'è che sono stati necessari alcuni lanci, diversi lanci di acqua da parte dei Canadair. Da questa mattina stanno intervenendo i Canadair e gli elicotteri della Forestale, raddoppiato il dispositivo di emergenza, arrivati rinforzi da Napoli e Catania. In prefettura ha convocato un coordinamento interforze. In provincia decine di mezzi sono impiegati a Santo Stefano di Camassa, dove un incendio ha danneggiato il depuratore e interessato 4 abitazioni, mentre nella notte a Furci intorno alle 3 le fiamme hanno avvolto la collina e raggiunto 2 complessi abitativi, arrivando fino all'autostrada, circondando le abitazioni e lambendole per diverse ore. Tanta paura tra i residenti e diverse abitazioni sono state evacuate dai soccorritori per motivi di sicurezza. La Reitana, ad Acicatella, va a fuoco il sito archeologico di Santa Venera al Pozzo. Momenti di paura con le fiamme alte che avanzano velocemente fino a minacciare la nostra troupe. Evacuate diverse abitazioni. In diretta Orazio Longo. Michele, ciao, buongiorno. Noi siamo in questo momento a Guardia Mangano, ad Acireale, in contrada Grotte. Quello che vedete dietro di me, alle mie spalle, quelle fiamme altissime che stanno lambendo delle case, sono la parte più avanzata dell'incendio, che copre un'area di circa 3 chilometri, arriva fino al mare. Sono state evacuate tantissime persone dalle loro abitazioni. Una di queste l'abbiamo incontrata, l'abbiamo sentita, era molto preoccupata per la propria abitazione. Io manderei questo primo servizio. Comunque lì la strada dove c'era l'agriturismo Donna Carmela, il fuoco ha passato il torrente e ha lambito, c'era un piede grosso di un uliveto che è andato in fiamme. Purtroppo non sono riuscito a salvare la casa perché le fiamme erano alte con l'estintore fino a un certo punto, però il fuoco ha preso il sopravvento. E come dicevi tu, Michele, anche ad Aci Catena un'altra situazione drammatica ci ha colto di sorpresa mentre stavamo proprio realizzando il servizio che vediamo in onda. Non c'è tempo per fare l'intervista perché le fiamme stanno per avvolgerci, dobbiamo scappare. Ci dobbiamo spostare perché il fuoco sta arrivando qui nella zona dove siamo noi, lo potete vedere, guardate le fiamme altissime che arrivano da dietro questi alberi. Siamo ad Aci Trezza, alla Reitana, il rumore delle fiamme fa impressione. Sta bruciando tutto il sito archeologico di Santa Venera al Pozzo. Raggiungiamo gli operatori nella zona collinare, lavorano senza sosta, ma le fiamme sono ancora accese. Dietro di noi, attorno a noi, in questo momento, qui ad Aci Catena, sta bruciando tutto. Vedete che lì giù tutti gli alberi, tutta la vegetazione è andata in fumo. Stiamo spegnendo questo olivo che è andato in fiamme. Io penso che è difficoltà perché non lo puoi tenere sotto controllo il fuoco, no? Può cambiare da un momento all'altro. Quindi devi vedere anche la posizione, mettere i mezzi in modo tale se cambia il vento di scappare, dobbiamo scappare pure noi. Con i nostri mezzi, con l'autobotte anche a Acireale è intervenuto il nostro aiuto. Noi non riusciamo ad arginare, purtroppo sta andando a fuoco una parte della storia della nostra Sicilia. E qui da Guardia Mangano è stato evacuato anche un resort ed è andato in fumo un intero giardino di limoni, una produzione di limoni. Altro incendio a San Pietro Clarenza sta lambendo le abitazioni. A te la linea. Grazie a Orazio Longo. Naturalmente avevamo già riferito anche di incendi sulle Madonie, nel Messinese,
ancora in altre località. In totale abbiamo detto sono 50, oltre 50 i roghi di stamane in tutta la Sicilia, al punto che il presidente Schifani ha parlato di situazione difficilissima e la Coldiretti di una catastrofe senza precedenti. Vi aggiorneremo nei prossimi telegiornali per quanto riguarda questa emergenza. Adesso passiamo a un'altra emergenza, quella dell'aeroporto di Catania, ma dopo Catania anche lo scalo di Palermo da stamane, lo abbiamo sentito poco fa, è in tilt. Il ministro Salvini al TG Sicilia ha detto: accelererò il ritorno alla normalità. C'è stato un sopralluogo a Fontanarossa del governatore Schifani. Luca Ciliberti. Dovremmo andare a Malta, però sta ritardando, non si sa quando arriva il volo e per il momento ci sono 2 ore di ritardo. Il volo ritarda ogni mezz'ora, ci fanno entrare, ci fanno uscire, un po' di confusione. Dovrei andare a Palermo, ma Palermo si è incendiato questa notte, non so dov'è, speriamo in bene, dai. No, è terribile, se noi veniamo da Reggio Calabria, siamo partiti alle 4 e siamo qua da 2 ore di ritardo. Sì, purtroppo sì, stiamo andando a Trapani e non c'è nessuna informazione tramite telefono, tranne che uno viene fino qua e questo è un disagio enorme. In Sicilia caos voli. Alla paralisi dell'aeroporto di Catania si è aggiunto lo stop dello scalo di Punta Raisi a Palermo minacciato dalle fiamme e riaperto parzialmente solo in tarda mattinata. Numerosi dei 233 voli previsti sono stati dirottati su Trapani. Da stanotte che siamo in contatto con i vigili del fuoco, con i sindaci, con i governatori, c'è il problema fuoco in Sicilia con l'aeroporto di Palermo che spero possa tornare operativo nell'arco della mattinata, con l'aeroporto di Catania che viaggia al 40%, ho convocato una riunione oggi pomeriggio per accelerare il ritorno alla normalità. Oggi a Catania è arrivato anche il presidente della regione Renato Schifani per un sopralluogo nello scalo Etneo. La situazione è sicuramente delicata, senza precedenti, perché le altissime temperature unite ai soliti incendiari delinquenti hanno creato e stanno creando un danno elevato. Sul fronte delle indagini intanto sono stati nominati dei consulenti tecnici della procura. Gli accertamenti finora escluderebbero la matrice dolosa. Ulteriori verifiche tecnico-scientifiche serviranno a determinare la dinamica di quanto accaduto e se ci sono delle responsabilità penali. Nel frattempo nel Terminal A stanno lavorando ben 5 aziende, tra le quali la specialista in bonifiche Belfor, che ha già lavorato sul Terminal 3 di Fiumicino a seguito dell'incendio del 2015. I lavori procedono H24. Restano le criticità legate alle comunicazioni tardive delle compagnie aeree sugli spostamenti dei voli, che mandano in tilt anche i trasferimenti dei passeggeri sugli altri scali. In queste ore alle Eolie arrivano i VIP, ma non i turisti, bloccati appunto dallo stop all'aeroporto di Catania e dai prezzi troppo alti dei traghetti. Per Assoesercenti Sicilia l'incendio di Fontanarossa ha ridimensionato il turismo nella nostra regione con un danno di 40 milioni al giorno. Eva Spampinato. Sono chiare, siamo arrivati in cima! I VIP ci sono, ma i turisti no, o meglio, i turisti vorrebbero raggiungere le isole Eolie, ma la perdurante chiusura dell'aeroporto di Catania, le difficoltà di collegamento e i prezzi troppo alti dei trasporti verso le isole minori della Sicilia fanno cambiare destinazione e programmi di viaggio. Le isole Eolie in questi giorni stanno vivendo un ennesimo disagio dovuto alla chiusura dell'aeroporto di Catania, infatti si registrano molti ritardi e molte disdette. Catania è l'unico aeroporto che serve bene, diciamo, le isole Eolie, perché non abbiamo altri aeroporti al di fuori di questo. Reggio Calabria è difficile da raggiungere per via degli aliscafi. Assoesercenti Sicilia stima un danno da 40 milioni di euro al giorno per l'indotto turistico di tutta l'isola, in particolar modo per la parte orientale, a causa della chiusura parziale di Fontanarossa. A essere coinvolti, spiega Salvo Politino, non sono solo i passeggeri, ma l'intera filiera legata al turismo, dai taxi agli hotel, dai bar ai ristoranti, passando per le agenzie di viaggio. Questa situazione ovviamente si aggiunge alle ataviche problematiche relative ai trasporti da e per le isole Eolie, aggravati quest'anno anche da un aumento dei costi per quanto riguarda le navi. E se i social offrono immagini da sogno, con Robert De Niro a Panarea, Chiara Ferragna in Friends in catamarano tra Lisca, Strombolicchio e Lipari o in vetta allo Stromboli, raggiungere le Eolie per le persone comuni diventa un viaggio lungo e dispendioso, soprattutto per chi parte dal nord o centro Italia.
i costi dal nord verso la Sicilia sono molto più alti rispetto ai costi che un turista può avere per andare dal nord in Sardegna, quindi diciamo che la regione dovrebbe cercare di mitigare queste differenze. La soluzione, dicono gli operatori del settore, potrebbe essere quella di migliorare i collegamenti e le comunicazioni con l'aeroporto di Lamezia Terme in Calabria. Una collaborazione fra i vari enti e le varie regioni potrebbe favorire il turismo in tutto il centro-sud. E a Catania ci sono ancora disagi per i distacchi di luce e acqua. Danneggiate anche le aziende. Un'impresa che produce integratori alimentari, da sabato senza corrente elettrica, ha bloccato la produzione e mandato a casa 60 dipendenti. Emanuela Corsi. Sono giorni difficili a Catania, dove i continui distacchi di corrente elettrica stanno creando gravi disagi ai cittadini e mettendo in ginocchio anche le aziende. Ci troviamo all'interno di un'azienda della zona industriale dove la produzione si è fermata ormai da giorni a causa di un blackout perdurante. Sono circa 60 gli operai che lavorano all'interno. Qui si producono integratori alimentari ma anche prodotti cosmetici e non si sa quando si potrà tornare a lavorare. I proprietari ci accompagnano all'interno. Come vedete dalle immagini, tutti i macchinari per la produzione sono fermi. Ogni comparto, ci spiegano, deve mantenere la sua temperatura, che va dai 22 ai 25 gradi circa. Le temperature roventi di questi giorni rischiano di deteriorare la produzione. Abbiamo chiesto di fare un intervento e darci anche dei tempi di intervento per poter capire, comprendere quando possiamo rimettere in funzione lo stabilimento, e nessuno ci dà una risposta. Non abbiamo visto nessuna squadra fare nessun tipo di intervento. Incertezza anche per il futuro dei 60 operai. E siamo anche in difficoltà perché non sappiamo se chiedere la cassa integrazione, se metterli in... cosa fare diventa complicato perché non hai una idea e un orizzonte temporale di un ripristino di questo tipo. Ancora una sciagura nelle acque davanti a Lampedusa, un barchino è affondato, è morta una donna, 5 i dispersi, 15 migranti, compreso un bambino, sono ricoverati al poliambulatorio. Intanto più di 400 rifugiati sono stati trasferiti altrove e l'hotspot torna alla normalità. Facciamo una breve pausa subito dopo l'allarme di un pronto soccorso a Siracusa. State con noi. Bentrovati, ditelo al vostro TG, questa volta ci porta a Siracusa. Parla un medico del pronto soccorso, c'è carenza di personale e i sanitari non ce la fanno più. Ascoltiamolo. E non riusciamo a fronteggiare l'alto flusso perché dovremmo essere 25 il motivo qual è? E siamo 9 persone lavorano per 25 perché non si presenta nessuno a lavorare in questo modo. Se non denunciate. Abbiamo denunciato e la direzione se ne frega. È lo sfogo di un medico del pronto soccorso dell'Umberto I di Siracusa. I sanitari sono pochi, i pazienti tanti. Se voi siete con noi possiamo fare qualcosa, se voi siete contro di noi, che ci aggredite, noi non possiamo continuare così. Questo pronto soccorso è a rischio imminente di chiusura, quindi un attimo di pazienza, cortesemente aiutateci perché noi non ce la facciamo più. Qui c'è un elevato rischio clinico e quelli che sono sopra di noi ci stanno ammazzando tutti, sia i parenti, sia i pazienti, sia noi. A registrare questo sfogo è stato il figlio di un paziente arrivato al pronto soccorso in codice giallo. Del sovraffollamento nell'unico pronto soccorso della città ne avevamo già parlato qualche mese fa, ma da allora nulla sembra essere cambiato. È veramente vergognoso che i pazienti debbano stare nei corridoi, sopra le barelle, abbandonate per ore, sempre perché qui all'ospedale Umberto I di Siracusa mancano i medici e mancano gli infermieri. È uno schifo, è una vergogna. Prima di una visita spesso passano ore, le lancette dell'orologio girano e per chi sta male il tempo di attesa sembra durare un'eternità. A lamentarsi non sono solo i pazienti ma anche i familiari. Qualcuno deve fare qualcosa, l'ospedale Umberto I di Siracusa è al collasso. Troppe responsabilità, pressioni e bassa retribuzione
sarebbero queste le motivazioni che portano i medici a scegliere reparti diversi da quelli d'urgenza. Così a Siracusa, come nelle altre città, il problema non cambia e i pronto soccorso restano senza medici e sovraffollati di pazienti. Questa è la situazione al pronto soccorso Umberto I di Siracusa, che poi è l'unico della città. Vi ricordo ancora il nostro WhatsApp per le vostre segnalazioni: 342 74 55 005. Come vedete è stata una mattinata difficilissima per gli incendi in Sicilia, oltre 50 i roghi, Palermo in particolare continua a essere l'epicentro, al punto che ci sono stati diversi vigili del fuoco e anche guardie forestali che sono rimaste ferite nel corso del loro lavoro mentre prestavano soccorso alle persone. Complessivamente nella zona di Palermo ci sono stati 1500 evacuati, una donna anziana purtroppo è morta per un malore, l'ospedale Cervello è stato lambito dalle fiamme e l'aeroporto di Palermo riaperto soltanto per alcune partenze. Non hanno potuto volare, continuano a non poter volare, se non con rare eccezioni, i Canadair, perché le fiamme, le alte colonne di fumo provocano turbolenze. Questo è un po' il quadro non allegro della situazione, vi aggiorneremo nel corso dei prossimi telegiornali. Grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.